Abbiamo assistito a questi giorni molto intensi, tra le altre cose, per l'organizzazione di Pordenone Legge, a maxi impegno e soprattutto un maxi dispiegamento di forze dell'ordine. Polizia sicuramente che sta facendo la parte del leone con insomma, equipaggi, con i cavalli, con gli uoppi, con agenti in borghese, col reparto di prevenzione anticrimine Padova, con altri corpi che sicuramente hanno dato e stanno dando il loro contributo. Però insomma qualcuno ha osato dire, ma insomma Pordenone, io non mi riconosco in questa città, ma come, troppa sicurezza, ma ci sembra di essere veramente una città blindata. Vabbè, ognuno insomma la può pensare come vuole. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato, ben ritrovato dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Secondo lei meritava Pordenone di avere una sicurezza così importante durante una manifestazione altrettanto importante, oppure diciamo così il suo capo, cioè il questore, ha esagerato? No, ecco, partiamo allora da alcune premesse. Intanto mi duole vedere che i giornalisti insomma stiano strumentalizzando qualche polemica tra di loro o tra qualche partito. E quindi, come io dico sempre, non guardate il colore della sicurezza rossa o nera o di centro, la sicurezza non ha colore, ragazzi, però mi dà fastidio perché sono qua da anni, da tanti anni che dico che dobbiamo avere più uomini, dobbiamo avere più sicurezza, dobbiamo avere una città insomma che come le altre meritano di essere salvaguardate per quello che rimane nel cittadino di Pordenone. È sempre stata una città tranquilla, l'abbiamo vista e sono aumentati i reati e siamo intervenuti. Leggere queste cose, queste banali e stupide discussioni su questo fatto, insomma mi lascia un po' perplesso. Forse però bisogna fare un po' di chiarezza su quello che sono le normative, perché attenzione, non facciamo passare il nuovo questore, il dottor Odorisio, per l'esaltato che mette in atto più polizia di quello che deve. Il problema è uno, se voi vi ricordate, nasce dal 7 giugno del 2017, mi pare fosse il 7 giugno 2017, quando a Torino è successo un fattaccio durante, ecco, benissimo, questo succede il 7 giugno, il 17 l'attuale prefetto capo della polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il prefetto Gabrielli, cosa fa? Interviene immediatamente con una circolare, rivede i piani della sicurezza e emana una circolare dove i questori e prefetti si devono attenere. Successivamente, 2 giorni dopo, interviene Frattasi, un altro prefetto che dà ulteriori indicazioni come appartenente al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e incrementa la dose sull'attività di sicurezza anche per questi operatori. Arriviamo al 28 di luglio del 17 sempre e il prefetto Morcone indice e ordina con una circolare ben precisa per tutte le manifestazioni, anche quelle sportive e culturali, soprattutto per quelle con carattere internazionale come è questa Pordenone Legge, perché Pordenone Legge sappiate che è paragonata alla mostra del cinema, essendo un'attività internazionale. Quindi per tutte le attività, addirittura anche per quelle medievali come è successo e abbiamo di recente visto a Valvasone. Questo è il 28 luglio del 2017. Il 18 luglio di quest'anno il prefetto e capo di gabinetto Piantedosi rivede e ristabilisce quali sono le norme di tutto quello che era l'ex articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza 1931. Io credo che perché erano norme troppo stringenti, cioè qualcuno rischiava di scomparire. 1931, non c'erano neanche le autovetture. Mi corregga se sbaglio, qualcuno rischiava di scomparire come manifestazione perché c'era fin troppa sicurezza, come dice, ma io volontario come faccio a garantire tutta questa sicurezza? Allora bisognava un po' rivedere il sistema. Infatti ha rivisto e ha detto le norme per alcune manifestazione, Pordenone è toccata da 1 o 2,
da alcune manifestazioni devono garantire questo tipo di safety e security per l'attività, se volete farla. Allora, anche per un risparmio di soldi, nel senso che l'organizzatore magari organizzava una manifestazione e poi non gli veniva concessa in sedi di comitato e di ordine e sicurezza pubblica, che viene fatta da tutti, dal comune e dall'organizzazione in questo caso, in prefettura. Quindi sono state messe in atto queste disposizioni e nulla più. Queste persone che voi vedete circolare a Pordenone magari facessero parte, perché qualcuno ha anche ipotizzato che fossero arrivate, grazie al questore, tutte 50.000 persone. Non è arrivato nessuno a Pordenone, sono andati via i colleghi da Pordenone, altri 10 lo sapete e altri 23 sono pronti nel 2019. Quindi la mia emergenza sarà ancora... finita questa manifestazione tornerò qua e tornerò a dire che è ora che arrivi altre persone, perché nel 2019 vanno via 2 funzionari, due grandissimi funzionari che lasceranno il servizio per limiti di età, e andranno via altre 23 persone e 10 sono già andate via dall'ultima volta che mi avete sentito gridare, di che ne dica qualcuno in altre situazioni, in altri mittenti. Questo è il problema. Allora, il questore di Pordenone non ha fatto altro che far arrivare, perché non le ha, arrivare altre persone che il Ministero, grazie a Dio, ha concesso proprio perché ha fatto una circolare, non poteva dir di no, e la manifestazione è di livello internazionale, ha dovuto mandare qui. Non è che un elicottero dei carabinieri si alza e viene a Pordenone perché incontriamoci a Pordenone. Non è che 2 persone a cavallo con i loro arrivano a Pordenone. Guardate che questi arrivano da Torino. A Torino ci sono 6 cavallerizi e 4 cavalli. 2 sono stati mandati a Pordenone per il livello di importanza della manifestazione, non perché Odorisio fa l'esaltato come qualcuno pensa. Questo che mi dà fastidio. I nostri uomini sono dovuti scendere in campo e stanno facendo, e questo è il problema nostro di Pordenone, stanno facendo dei turni massacranti di ordine pubblico per essere lì, perché questo è previsto da quel benedetta circolare. Ma chi si prende la responsabilità di dire non me ne frega niente della circolare del ministro o del prefetto o del capo di gabinetto del ministro? Attenzione con le vostre polemiche sui giornali e le stupidate, perché la città è militarizzata. Fino a mercoledì avete gridato perché non c'erano uomini. È possibile che adesso gridate perché ci sono gli uomini? Troppi uomini. Ma veramente, io non lo so. Le cose non vanno strumentalizzate. Questo, che poi una cosa in particolare, dice la circolare, che non deve essere garantita la sicurezza solo nella città di Pordenone, ma nell'intera provincia. Quindi il numero è spalmato nell'intera provincia, non è concentrata nella città di Pordenone. Poi è sempre logico che se uno voglia buttare un petardo a 200 metri da un campo, riuscirà a farlo, ma tu in campo devi avere l'artificiere, la squadra antiterroristica, devi avere qualcuno pronto a intervenire, insomma, più uomini perché puoi arrivare, tant'è che i carabinieri e la Guardia di Finanza sono tutti là, questo è il problema. Allora evitiamo per favore le polemiche, e guardate che a Pordenone purtroppo non è arrivato nessuno. Anzi, ci vedremo la prossima settimana, finita sta manifestazione, tornerò a gridare che mancano uomini, di che ne dica qualcuno. Vi bacio a tutti quelli che la pensano contrario e favorevoli a me, chiaramente. Io ringrazio come sempre il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia. Proprio la settimana prossima verrà qua, insomma, per fare anche un sunto della manifestazione dal punto di vista sicurezza, anche per urlare nuovamente ai 420 che c'è bisogno ancora appunto di vedere gente in divisa e che non bastano appunto le risorse che sicuramente abbiamo. Grazie ancora per essere stato con noi. Credo che il mondo dovrebbe mettersi in piedi e chiedere scusa per le leggi razziali che vanno condannate senza se e senza ma.